L'attesa presentazione del libro Angele del Focolare, dove sta di casa la felicità, ha animato la serata presso la libreria La Bassanese di Bassano del Grappa. Alla presentazione solo Sara Malneric, a causa di un'indisposizione di Francesca Fiore. Note anche come le popolari blogger di Mamma di Merda, Sara ha comunque condiviso con il pubblico la loro esperienza sulla ricerca della felicità. Angele del Focolare è stato un tentativo di cercare di decostruire un po' questo modello familiare. Noi abbiamo iniziato parlando di maternità e quindi cercando di ribaltare quelli che sono tutti gli stereotipi sulla maternità che ingabbiano le madri, le donne, che poi le fanno sentire inadeguate, che le fanno vivere con il senso di colpa e questa volta abbiamo cercato di andare ancora a monte, siamo partite dalla famiglia, cercando appunto di ricostruire attraverso storie di diverse donne, mentre il primo libro era molto più centrato sulla nostra biografia. In questo secondo libro abbiamo attraversato vite di altre donne che non siamo noi, o che potremmo essere, o magari siamo state o che saremo, proprio per andare a vedere dove poi casca l'asino, ovvero che cos'è che ci tiene incatenate al focolare oggi. Organizzato in collaborazione con Essere Mamme a Bassano e dintorni, l'evento ha attirato l'attenzione dei fan del duo mamme più famoso dei social media, che hanno avuto l'opportunità di incontrare le autrici e scoprire il nuovo libro edito da Feltrinelli Urrà. Abbiamo cercato di analizzare questa idea di felicità che ci hanno venduto e che noi cerchiamo di rincorrere, però quasi in una maniera inarrivabile, cioè un po' come Sisifo. Sembra che questo obiettivo si sposti sempre, perché c'è soprattutto per le donne un'asticella che si alza continuamente.